Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Un progetto generale di potenziamento della dotazione idrica comunale di Sauris che valuti anche l'utilizzo di sorgenti alternative per sopperire alle carenze attuali. Previsione di inizio lavori primavera 2023. Questo è l'impegno che il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale ha preso con il Comune Carnico a seguito delle segnalazioni ricevute dall'amministrazione comunale circa l'intorbimento delle forniture di acqua potabile. In un incontro con la società, tenutosi presso la sede di Udine, si è confermato lo stato di crisi idrica in atto, acclarato anche dalla Protezione Civile regionale, nonché la necessità di mantenere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare sprechi d'acqua. L'amministrazione comunale di Sauris ha garantito ai vertici di CAFC la sensibilizzazione degli utenti. Nell'ambito del periodico controllo dei siti archeologici sommersi svolto costantemente sul territorio nazionale, i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Udine hanno organizzato, nel territorio di competenza, il monitoraggio di un vasto specchio d'acqua compreso tra Grado e le foci del Timavo, a bordo della motovedetta in forza alla stazione di Grado, e di collaborazione con il Centro Subacquei di Genova, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia di Trieste e il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine. L'attività è stata particolarmente fruttuosa, tanto che, a fronte del monitoraggio del sito noto come grado 2, dalla denominazione convenzionale assegnata all'imbarcazione naufragata nel III secolo a.C., quindi in epoca precedente alla fondazione di Aquileia e rinvenuta fortunosamente nel 2000 a circa 7 miglia di fronte a Grado e a 19 metri di profondità, su una rotta commerciale che collegava la regione al resto d'Italia e al mondo ellenistico, in corrispondenza dell'isola gradese di Pampagnola. Sono stati rinvenuti i resti di un'imbarcazione di epoca romana mai prima censita. Bisogna parlare di medicina di genere perché tra le 4P c'è la medicina personalizzata e naturalmente se non curiamo al meglio il 50% della popolazione, cioè le donne, non riusciremo mai ad avvicinarci, e poi perché tra le 4P una è anche la medicina partecipativa, cioè quella medicina in cui si chiede anche al paziente di partecipare al percorso di cura. Quindi è importante che cominciamo appunto a raccontare come funziona la medicina e quali sono le differenze tra il corpo maschile e quello femminile. Ha insegnato moltissimo perché ha portato davanti agli occhi di tutti quali siano le differenze appunto nei confronti di un'infezione. Abbiamo visto da subito che gli uomini andavano incontro a una malattia più severa nei confronti di questo virus, così come abbiamo visto che invece il long covid colpisce di più le donne degli uomini, e anche la risposta ai vaccini, quindi non solo la risposta all'infezione ma anche alla terapia è diversa, perché abbiamo, prima di tutto, le donne producono più anticorpi e poi perché hanno anche più reazioni avverse, perché più del 70% delle reazioni avverse sono state comunicate da donne. In che senso tarando? Nel senso, se ci stiamo avvicinando alla medicina di genere, no, siamo ancora molto lontani. I farmaci sono ancora farmaci che vengono usati nello stesso modo per uomini e per donne, ma sempre di più adesso si sta andando in questa direzione e speriamo che il Covid sia una lezione importante anche da questo punto di vista.